prima sono arrivato a Lampedusa e dopo sono arrivato a Taranto, dopo Padova. Sì, Bargone, ho fatto tre giorni in viaggio per venire di qua. Io sono arrivato in Bamako, la capitale di Mali, ho lavorato in una cooperativa, di distributore di benzina e dopo ho trovato problema perché è fiammato. Dopo sono scappato per venire di Costa d'Avorio. Perché altrimenti saresti dovuto andare in prigione. Esatto, perché il mio capo mi diceva che quando io non pago in soldi di distributore di benzina, io devo andare in prigione. Com'è stata l'esperienza alla Dongallo? Eh, per vivere Dongallo non è facile perché Dongallo prima senza acqua, senza corrente è difficile per vivere perché fa freddo. Ho fatto colloquio, dopo un gruppo era mi scelto e sono contento veramente. E dopo sono andato a Legnaro, sono andato a una cooperativa Caressa, ho lavorato con loro sei mesi e dopo finito questo è andato bene, loro hanno proposto un contratto. Che cosa facevi? Caressa loro fanno di agricoltura, di frutta. Sono contento di questo, io dormo con una ragazza nuovi, quello che io abito con loro. E sono come mediatore per tradurre di lingue quando qualcuno è venuto. Mi hai aiutato anche uno che stava male, hai chiamato l'ambulanza? Sì, questo giorno anche ho chiamato ambulanza, loro hanno detto adesso non c'è ambulanza perché loro sono in vacanza. Ho chiamato il mio capo, lui ha chiamato loro, subito loro sono venuti. Allora, Gruppo R accoglie richiedenti asilo e rifugiati dal 2014 e in questo momento accogliamo 32 persone tra uomini e donne suddivise in 4 strutture. Sì, abbiamo individuato diciamo una necessità rispetto alle persone nelle nostre accoglienze, quindi una mancanza di nozioni, soprattutto tra le altre cose anche per quello che riguardava l'educazione sanitaria. Quindi abbiamo creato da zero un piccolo percorso di 12 ore e le abbiamo proposto alle persone che abbiamo in accoglienza, quindi alcune lezioni tenute da dei volontari che frequentano corsi all'università, nella facoltà di medicina, che potessero essere delle lezioni che dessero delle nozioni di base rispetto all'educazione sanitaria, l'educazione alimentare, il primo soccorso, l'educazione sessuale, tutti aspetti della loro vita quotidiana, e siamo anche contenti sia della partecipazione anche dei risultati rispetto alla comprensione delle cose trasmesse. Parliamo anche appunto dei numeri. Dal 2014 il gruppo R accoglie. Quante persone sono passate e quante poi sono uscite? Allora, ne sono passate circa 46, quindi 32 adesso in accoglienza e quelli che rimangono sono già usciti, hanno terminato il percorso. Prima non abbiamo detto, i famosi corsi come quello di educazione sanitaria rientrano sempre nei 35 euro a persona. Sì, poi ogni cooperativa gestisce come crede un po' i fondi che ha rispetto alle persone che accoglie e noi riusciamo a destinare una piccola parte a questo, quindi all'avviamento a corsi di formazione e quindi chiediamo anche alle persone però anche una piccola compartecipazione simbolica se non altro per poi mantenere l'impegno assunto nei confronti della scuola o del formatore. L'anno scorso siamo riusciti ad attivare circa 35 percorsi di formazione al lavoro o in ambito di pulizia, in ambito di saldo carpenteria, in ambito di tinteggiature, quindi
dei corsi di 30, 40, 50 ore che possono dare le nozioni di base a una persona per poter avere anche un piccolo attestato finale, un titolo di aver frequentato un corso ed essere abilitato poi a fare un lavoro di questo tipo.